solo italiani perché gli avevo detto che Italiani. tipo russi, abbiamo sudamericani, quest'anno abbiamo tanti iraniani, abbiamo avuto turchi, Uzbekistan, Kazakistan, tedeschi, Dove vanno poi a lavorare? canadesi. Ma allora adesso ne abbiamo laureati 25, però di questi tipo robe di consulenza ambientale, aziende varie, Io direi che possiamo attaccare, cosa dici? Sì. Attacchiamo. Questi erano i miei figli, adesso sono un po' diversi. Allora, bene, attacchiamo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Elena Varotto, Buongiorno, buongiorno. insieme diciamo abbiamo il compito di moderare questa tavola rotonda sul tema dei rifiuti. Studio VST, quindi uno dei soggetti partner tecnico, insomma un po' l'organizzatore de facto, insieme al comune naturalmente e a Soesco. Dunque, adesso apriamo a una tematica molto importante, quella, come dire, già il fatto che parliamo di rifiuti in realtà c'è qualcosa che non va per certi versi, è proprio qua il problema, non so se sei d'accordo. Naturalmente il nostro, noi veniamo da una problematica e da una storia pluridecennale, se non ormai un paio di secoli, cioè da quando è iniziata la rivoluzione industriale noi produciamo rifiuti su una scala importante. Prima non è che non producessimo rifiuti, però diciamo che il concetto di rifiuto era lontano, e se si utilizzava tutto, le ossa di pollo diventavano aghi o utensili, non so come dire. Eppure il problema c'era allora, ci sono delle bellissime, divertenti cronache del Medioevo dove ci sono questi signori che raccolgono gli stracci e i liquami buttati sulla strada, perché quello all'epoca era il sistema, no, di smaltimento dei rifiuti, era la pioggia sostanzialmente, per cui anche i residui umani, chiamiamoli così, per usare, visto che abbiamo appena finito di mangiare, un termine più light, venivano raccolti e trasportati in delle specie di pozze fuori città dove tutto veniva fermentato insieme e rivendevano questa roba sotto forma come fertilizzante. E naturalmente chi abitava anche a una distanza diciamo anche significativa, ma non troppo, da queste pozze in cui potete immaginare che cosa finisse, si lamentava della puzza, dei problemi. Allora, la nostra cultura, diciamo, nasce da questo, cioè c'è l'idea che noi produciamo delle robe che vogliamo allontanare il più possibile e il più velocemente possibile. In questo mondo, nel quale ci siamo anche dati da fare, siamo sbattuti, insomma, per cercare di risolvere, no, il problema, che altrimenti saremmo... Vedete cosa succede quando non passano a raccogliere i rifiuti in una città? Dopo 2 settimane ci sono delle montagne. Quindi abbiamo, direi, quasi sempre, in qualche luogo ancora no, risolto questo problema, arriva l'economia circolare e scombussola tutto, perché improvvisamente, mano a mano che le tecnologie avanzano ed emergono nuove opportunità, soprattutto grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, o a volte anche solo per delle norme che vengono approvate, qualcosa che prima era un rifiuto cessa dal punto di vista logico di esserlo. Cioè qualcosa che almeno potenzialmente è una materia prima o una nuova materia prima, ma tutto il sistema in realtà però è orientato a prendere quella roba e allontanarla il più velocemente e il più possibile. E questo è, direi, un po' il tema del dibattito, Elena. Sì, assolutamente. Quindi allontanarsi dall'idea del rifiuto, la tecnologia avanza, i processi produttivi si affinano e quindi arrivare a ridurre sempre di più questa categoria, questa classificazione, quindi accedere invece alla possibilità di beneficiare al regime dei sottoprodotti o al regime di quello che si chiama land of waste, che è un po' un nome che sta negli ultimi anni diventando famoso, si sente più spesso. I sottoprodotti, lo dico un po' a beneficio, che così capiamo bene di cosa stiamo parlando, sono gli scarti di produzione che a determinate condizioni possono essere reimpiegate in un ciclo produttivo e non diventano mai rifiuti. L'end of waste invece è un materiale che è classificato come rifiuto, ma subisce determinate lavorazioni che consentono di essere reimmesse nel mercato. Quindi sono entrambe due possibilità assolutamente
virtuose naturalmente, che consentono di diciamo, inserire di nuovo in un processo produttivo un qualcosa che esiste già. Quindi non si va ad erodere, non si ricorre di nuovo a materie prime, ma si impiegano dei materiali che già esistono, semplicemente, semplicemente si fa per dire, possono essere valorizzate in un ciclo, in un nuovo ciclo, quindi a beneficio naturalmente della circolarità dei materiali e della terra, insomma, quindi la salvaguardia del Banalmente l'azienda che produce borse di cuoio ha come residuo delle strisce di cuoio che potrebbero andare in un'azienda che produce borse da strisce di cuoio. Ora, qual è il problema? Il problema è che se tu trasporti, adesso la dico, tu trasporti queste strisce di cuoio e per caso a qualcuno viene il sospetto che siano rifiuti e quindi non sottoprodotti, si finisce in galera. Sì. Cioè, e questo è il problema, no? Sì, diciamo che la tecnologia sempre ha una velocità maggiore rispetto a quello che è un po' da sempre tradizionalmente così, quello che è l'apparato normativo da un lato. Dall'altra naturalmente è comunque una materia, diciamo un ambito che può essere scivoloso, le norme a volte sono complete, altre volte sono meno complete, ma diciamo che molte volte, proprio per la natura della sanzione a cui si va incontro se si sbaglia, l'imprenditore è spaventato e quindi preferisce per sicurezza trattare una sostanza come rifiuto e quindi applicare il regime più severo, più tutelante, più tutto, pagare, perché smaltire un rifiuto costa ad un'impresa, smaltire come avviarlo al recupero, e non può in questo modo, quindi preferisce non valorizzarlo. Se si sbaglia si incorre in quella che è la gestione di rifiuti non autorizzata, che è l'ultima cosa che un imprenditore vorrebbe per sé. Non si rischia una multa, no, non rischi di perdere, se sbagli in questi casi, un po' di fatturato, si rischia, ripeto, la galera e quindi uno ovviamente non rischia, se è una persona sana, diciamo che preferisce non rischiare e appunto subire al limite una perdita economica perché è sicuramente migliore della perdita delle libertà, insomma, per dirla. Allora, adesso apriamo un dibattito su tutti questi aspetti con Maurizio Ballan, referente dell'area ambiente di Confartigianato Imprese della Marca Trevigiana, benvenuto. Anna Cavagna, socio amministratore, Andrea Cavagna, scusatemi, ho messo gli occhiali in ritardo. Andrea Cavagna, ho letto l'inizio e alla fine. Andrea Cavagna, socio amministratore di Sfridu, che è una società che, come dal nome, insomma, come si capisce che opera pienamente nel campo dell'economia circolare. Petra Scanferla, benvenuta, responsabile dell'area trasferimento di conoscenza di Fondazione Ca' Foscari. Poi abbiamo Silvia Breda, ancora una volta di studio VST, quindi collega di Elena, sì, però con formazione diversa, vero? Sì, dottoressa in scienze ambientali. Quindi un non avvocato in un covo di avvocati sostanzialmente. Bene. Poi c'è Francesco Chiosi, eccolo qua, direttore della unità operativa, corretto dire Sì, unità sì, operativa, Ciclo dei rifiuti ed economia circolare della Regione Veneto, benvenuto. E poi abbiamo dottoressa Tesser. Prego, Stefania. Tesser, sì, dirigente di ARPAV, proprio dell'unità operativa dell'economia circolare, ciclo dei rifiuti, end of waste e sottoprodotti. Quindi due soggetti che, ricordaci cosa fanno. Sì, da un lato la Regione brevemente rilascia da un lato le autorizzazioni al recupero, quindi che consentono quindi di uscire dalla classificazione dei rifiuti, quindi end of waste, dall'altra vigila insieme ad ARPAV alla correttezza dell'applicazione della norma sui sottoprodotti e quindi verifica che sia tutto la catena di produzione dello scarto e di reimpiego dello scarto sia assolutamente a tenuta normativa. Mi sembra. Sono stata...
Bene, allora iniziamo, io credo, partiamo proprio da un po' delle esperienze, no, delle imprese, partiamo magari da Vallan, se ci aiutate a capire da un lato, magari con qualche esempio di ciò che si sta cominciando a fare, naturalmente a parte le cose un po' consolidate, no? Il riciclo della plastica, del vetro, ecco, queste sono cose ben consolidate, però qualche esempio magari di altri tipi di sfridi o di avanzi di produzione che cominciano a assumere un certo rilievo e di quali eventualmente difficoltà si incontrano nel appunto dar vita con questi sottoprodotti o end of waste nel caso, o anche rifiuti, nel senso prima che poi vengano declassificati come tali, insomma appunto per dar vita a forme di economia circolare. Beh, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, il tema del sottoprodotto è caro all'impresa artigiana, parlo ovviamente, sposto un po' l'equilibrio, o meglio il punto di vista verso l'impresa artigiana, perché il nostro tessuto produttivo, lo ricordo, è costituito principalmente da imprese che non superano i 3-4 dipendenti. Vero, ci sono le grosse imprese, grandi industrie, eccetera, ma il nostro tessuto produttivo, non solo veneto, è costituito da imprese piccole. Quindi il concetto di sottoprodotto nell'impresa piccola è un concetto che trova sì il suo ambiente, perché il piccolo imprenditore già da anni fa circolarità, perché lo scarto è un costo, quindi già da tempo è concentrato su questo aspetto. La cosa difficile però è fare circolarità, quindi avviare uno scarto di produzione, uno scarto di un'attività secondo come non rifiuto, quindi fuori dal mondo dei rifiuti, ma come vuole la normativa. Per far questo io prendo un caso, o forse non caso, limite, che è quello degli sfalci e delle potature. Perché dico caso, non caso? Perché vi svelo il finale. Sfalci e potature per l'impresa artigiana sono a tutti gli effetti un rifiuto, eppure è la cosa più naturale, naturale che ci sia. Il giardiniere che viene a tagliarmi l'erba a casa, che fa le potature degli alberi, non può, secondo la normativa vigente, far uscire questo scarto dell'attività dal mondo del rifiuto, ma perché gli orientamenti sono stati diversi. Adesso non voglio ripercorrere la storia che ha portato ad arrivare ad oggi a considerare sfalcio e potatura come rifiuto, perché insomma staremo qua tutta la serata. Però nel corso degli ultimi anni, l'imprenditore artigiano col suo bel camioncino pieno di sfalci e potature a volte era indirizzato verso vai all'impianto perché è rifiuto, poi la normativa prendeva delle strade diverse, delle interpretazioni diverse e veniva spinto ad andare verso altre forme di riutilizzo di questi materiali. Quindi un anno sì, va all'impianto perché è rifiuto, un anno no, perché puoi utilizzarlo, magari fai un contratto con una società agricola che così puoi utilizzarlo come ammendante per l'agricoltura, poi no, la normativa è cambiata, le interpretazioni sono cambiate, quindi questo povero artigiano da una parte andava a destra verso l'impianto, un altro anno girava a sinistra verso un'altra forma. Il problema è grave quando poi girando a sinistra ti trovi la Guardia di Finanza. Perfetto, esatto. E quindi da una parte c'è una normativa che mi vieta, teoricamente all'epoca mi consentiva in qualche forma, ma mi consentiva dovendo rispettare tutta una serie di aspetti. Ok, quindi c'era la regola, ma se tu non mi dai degli aspetti chiari, semplici, che io impresa fatta da 3 persone riesco a seguire, non riuscirò mai a trasformare, tra virgolette, quel scarto di lavorazione in qualcosa che non è rifiuto, perché non ce la posso fare. Le biblioteche sono piene di interpretazioni sui requisiti che devono rispettare i sottoprodotti, ma l'impresa artigiana questo non ha tempo di farlo. Vi faccio sempre un altro esempio. Se io sono oggi un giardiniere e devo tagliare un albero, come faccio a spiegarlo io che dovrei essere il consulente dell'azienda? Guarda, lo devi gestire come un rifiuto. Ma come mi dice questo? Ma se io porto questo tronco qua in segheria, ci guadagno qualcosina, no? Oppure, se devo piantare una pianta e quindi ho il terreno, terra da scavo, devo fare un piccolo scavo, ho del terreno di risulta,
questo qua lo potrei gestire come rifiuto, come sottoprodotto, non come rifiuto. E qua per fortuna la normativa c'è. Il problema è che la normativa mi dice, beh, ok, prima di fare lo scavo devi aspettare 15 giorni di tempo per avviare tutta una serie di pratiche. Ma come? In 15 giorni io devo piantare, faccio uno scavo, butto la pianta, chiudo, la terra di risulta, la porto via, nel giro di 2 ore il lavoro è finito. Quindi la normativa o mi vieta o mi rende complicato adempiere, a rispettare quella che è la normativa sui sottoprodotti, oppure anche quando c'è e mi permetterebbe di farlo, è una normativa antieconomica, cioè è lontana da quella che è la mia attività. Ripeto, parlo sempre dal punto di vista della piccola impresa, non parlo da un punto di vista della grande industria che produce sostanzialmente quello, il suo ciclo produttivo è lo stesso e quindi può anche permettersi di star lì con consulenza, con avvocati che permettono di costruire tutti i sistemi di gestione che vanno verso il sottoprodotto, che mi permettono di gestire con tranquillità questo mio scarto di produzione. Parlo da parte dell'impresa artigiana che, ripeto, come dicevo in premessa, è il nostro tessuto produttivo. E quindi finché la normativa non viene incontro a queste piccole imprese, parlare di sostenibilità la vedo un po' dura. Le forme comunque per risolvere la situazione si trovano, che sono comunque forme che rispettano l'ambiente, ma molto spesso rispettare l'ambiente per questa impresa non vuol dire rispettare la normativa. Chiarissimo, certo. Non so se Andrea Cavagna vuole aggiungere qualcosa, intanto di quale sfrido voi di Sfridu vi occupate, e con cosa avete a che fare. Certo. E poi eventualmente appunto che tipo di problematiche, che non siano ripetizioni identiche a quello che è già stato raccontato, insomma vi imbattete. Certo. Allora, è chiaro che nella nostra attività noi in buona sostanza ci occupiamo di dare supporto alle aziende per poter iniziare a chiamare alcuni dei loro scarti di lavorazione sottoprodotti. Facciamo di conseguenza dei progetti su misura, ad hoc, chiave in mano, proprio per iniziare a valorizzare e dare valore a quelli che oggi sono degli scarti di produzione che purtroppo in molti casi hanno addirittura dei costi elevati di smaltimento. Ci occupiamo di tantissimi materiali, lavoriamo in praticamente tutte le filiere, quindi a me piace spesso fare questa battuta, siamo degli esperti di tutto e dei maestri di niente, quindi abbiamo un'infarinatura di tantissimi settori, dopo è chiaro che nello specifico non entriamo, ma abbiamo una vasta conoscenza di quelli che possono essere, quelli che noi chiamiamo i cosiddetti match, cioè azienda che ha un materiale di scarto e questo materiale di scarto potrebbe diventare una materia prima di quale altra azienda, quale altro settore, quale altre filiere. Il nostro lavoro è proprio questo, fare incontrare queste due aziende. E confermo la difficoltà di cui parlava il dottore, che fare sottoprodotti, soprattutto nelle piccole realtà, non è per niente facile, proprio perché si tratta di materiali che poi devono avere una specifica gestione, soprattutto devono rispettare alcuni termini qualitativi, alcune caratteristiche chimico-fisiche per andare bene all'azienda che la utilizzerà come materia prima. Immaginatevi quanto scrupolose sono alcune aziende nell'acquisto della loro materia prima, che deve avere delle specifiche caratteristiche sia chimico-fisiche, granulometria, tenore di umidità, e dall'altra parte invece, se non c'è un'attenzione di questo tipo nella gestione del sottoprodotto da parte dell'azienda produttrice, è chiaro che si va a perdere questo tipo di opportunità e questo tipo di contatto, di filo rosso tra le due aziende. E la difficoltà soprattutto con le piccole attività sono i quantitativi molto piccoli, molto risicati, che diciamo non escludono l'opportunità di lavorare per cluster. Per esempio, se ci sono delle aree industriali con degli scarti comuni, si potrebbe pensare di
raggruppare, raccogliere tutti questi materiali e poi destinarli infine in quantitativi più interessanti a dei destinatari interessati ad utilizzarli come materia prima. Ma ci troviamo di fronte a un altro grosso dilemma. Fai un esempio magari o due di questi materiali tipici con cui magari vi capita di avere o tre o anche solo un elenco, insomma. Ma sì, allora, ripeto, veramente le opportunità possono essere veramente tante. Ne faccio una estremamente banale, se vogliamo. Riprendiamo anche il tema delle pelli di cui si parlava prima, per esempio. Ecco, ci sono delle opportunità di valorizzazione degli scarti di pelle, ma è chiaro che se mi trovo di fronte a delle piccole quantità, dall'altra parte non c'è nessuno interessato a magari a far partire un processo produttivo, non lo so, scarto di pelle che può diventare un pannello fonoassorbente, e devo avviare un processo produttivo di pannelli fonoassorbenti con questa materia prima o con questo additivo all'interno della mescola per fare il pannello. Se io non ho una materia prima costante, comune e diciamo omogenea durante la mia attività di processo, potrei trovarmi con dei prodotti che non superano i test di qualità. Di conseguenza io, produttore di pannelli, sono molto più interessato per esempio ad approvvigionarmi da un'azienda che ha un unico processo produttivo e mi fornisce tutto il materiale di cui ho bisogno per produrre il mio prodotto finale. Faccio un altro esempio veramente, se vogliamo, quasi molto sciocco, e anche se vogliamo al di fuori di quelli che sono un po' le prassi aziendali. Un'altra opportunità che spesso si può vagliare con le aziende del settore della metalmeccanica è la valorizzazione. Valorizzazione non è il termine corretto perché viene già valorizzato, però tutti quelli che sono gli scarti metallici. Oggi gli scarti metallici è uno di quei rifiuti per cui sussiste un valore, di conseguenza l'azienda che li produce viene pagata per fornire questo tipo di rifiuto. La gestione, per esempio, dello stesso come sottoprodotto a un utilizzatore finale, quindi non più a un commerciante che fa una lavorazione, una scrimatura, uno stoccaggio, ma a un utilizzatore finale come può essere per esempio un'acciaieria, una fonderia, comporta anche in questi casi quantitativi molto importanti di approvvigionamento di materiale. Una acciaieria piccolo-media acciaieria produce circa 6.000 tonnellate di acciaio al giorno. Una grandissima azienda metalmeccanica produce 10.000 tonnellate l'anno. Una media metalmeccanica ne produce 500 tonnellate l'anno. Quindi capite che i due numeri sono molto molto distanti tra loro. Di conseguenza anche soltanto iniziare a pensare che piccoli cluster di aziende si mettano d'accordo per fornire questi materiali ai destinatari finali è un obiettivo con una strada molto molto in salita. Petra, la tua esperienza. Ecco, allora io vengo dall'università, da una fondazione universitaria, quindi da un luogo di trasferimento di conoscenza, e vi domanderete perché sono qui a questo tavolo bellissimo. Fondazione Università Ca' Foscari è stata coinvolta e viene coinvolta molto spesso nel supportare la piccola e media impresa soprattutto, che necessita di un supporto nell'ambito della validazione di nuove tecnologie nell'ambito della circular economy, e quindi ci ritroviamo spesso con impianti pilota, aiutare le imprese nell'acquisire fondi per lo sviluppo di processi innovativi con delle idee molto interessanti nell'ambito soprattutto del recupero di sottoprodotti, del recupero di rifiuti, ma dall'altro canto vediamo molto spesso come questi progetti, anche finanziati in ambito nazionale, Brevetti Plus o Smart Money per le start-up, poi non trovano una procedura, non trovano un sostegno per lo sviluppo e l'industrializzazione dell'idea. Questo è il motivo principale, insomma, per il quale abbiamo delle diverse esperienze nel supportare le imprese, soprattutto nell'ambito di
presentare agli enti delle relazioni tecniche supportate da dati sull'efficienza e l'efficacia dei processi. Ma detto questo, il mio intervento vuole essere un po' invece, diciamo, parlare un po' della realtà dei fatti. Abbiamo visto e sentito quanto la problematica di avere procedure, di avere comunque una normativa che pone dei paletti, ma pone dei criteri che a volte sono anche difficili da gestire. La normativa sugli end of waste l'end of waste è addirittura dalla direttiva 98, è un termine che iniziamo a usare adesso, un po' forse perché il tema è forte, il costo delle risorse è aumentato moltissimo, il costo dello smaltimento è aumentato moltissimo e la Regione Veneto spesso nel passato... Smaltire le risorse non è una buona idea. Mentre una volta fare quella cosa dello smaltimento alla fine poteva, diciamo, economicamente ancora era vantaggiosa, oggi non l'è più e quindi l'impresa dalla piccola alla grande si deve attrezzare in questo senso e più costo dei trasporti è aumentato, l'energia e quant'altro, quindi l'economia circolare è il tema del momento perché in questo momento storico ne abbiamo un'esigenza di tipo economico più che di sostenibilità in generale come ottima e cambiamento di paradigma. In questo contesto però la mia esperienza che nasce da studi a livello universitario e dal lavoro che poi svolgo anche tutti i giorni, io mi occupo di analisi di rischio. Cosa vuol dire? Valutare i rischi in relazione a delle potenziali esposizioni a dei pericoli. Niente è assente da rischio. Anche noi che siamo venuti oggi con la macchina ci siamo accollati un rischio. L'imprenditore i rischi li conosce benissimo, quello che abbiamo difficoltà ancora a fare, ma perché non è semplice, me ne rendo conto, e c'è una difficoltà intrinseca, è il valutare il rischio associato a questi recuperi. Dare una risposta con anche dei trade-off, cioè capire la dieta ricca di pesce di un buranese, di un isolano di Burano, che mangia ipoteticamente sempre pesce mediamente contaminato, rispetto al rischio di malattie cardiovascolari di qualcuno che ha una dieta assente di pesce, questa è la valutazione che dobbiamo riuscire anche a fare. Cioè è più rischioso una leggera contaminazione. Mangiare solo carne o un pesce allora, che ha era un componente, tra esempio virgolette, per no? dirvi che i rischi, anche i rischi ambientali, vanno valutati e noi tendiamo, e arrivo al succo del mio discorso, tendiamo a essere cautelativi, giustamente cautelativi, essere conservativi e quindi alla lettera D dell'articolo 184 ter che ci dà gli indirizzi su che cosa può essere un end of waste piuttosto che indirizzi su come valutare un sottoprodotto, porta l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che diventa end of waste non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Il concetto è impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Quindi attualmente stiamo da 20 anni, di più di 20 anni, 30 anni quasi, applicando sempre lo stesso test di cessione per valutare la bontà di recupero di un rifiuto in regime semplificato non pericoloso con una normativa del 98, il 5 febbraio 98. È un test di cessione che pone dei limiti che ci aiutano a darci un indirizzo, per fortuna. Adesso ci facciamo come italiani sempre un po' più del male, al posto di avere quei limiti applichiamo addirittura molto spesso i limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee. Che cosa vuol dire? Questi limiti sono più restrittivi perché sono limiti che sono praticamente quelli della potabilità. Questo è un indirizzo che dallo Stato non lo dà le ARPA, non lo dà la Regione, è un indirizzo che purtroppo limita le valutazioni nel comprendere
che a volte per definire un end of waste ci limitiamo a dei test di vecchia generazione, a guardare il contenuto totale di una sostanza, mentre se pensiamo a una sedia cromata è piena di cromo. No, non ci spaventa, non scappiamo di fronte a una sedia, ma ha una specie, una speciazione che ci permette di essere salutare, salubre. Lo stesso vale per tutti i metalli pesanti. Non siamo ancora riusciti. Qualunque acciaio inox contiene almeno il 13% di cromo. Datevi Ecco, questa. beviamo... Se no non è acciaio inox, ma Certo, noi lo usiamo certo. per farci le posate l'acciaio inox. Esatto, beviamo Giustamente, perché sui non crea bicchieri. nessun problema. Il cromo legato in quella forma, legato così, non è cromo del tipo del quale ci dobbiamo preoccupare, no? Insomma, ci sono delle normative che invece non abbracciano nuove metodologie, come sono adesso, ultimamente sì, ma non sempre, come sono i test ecotossicologici, che invece ci permettono di avere una risposta reale di quello che è l'impatto nei confronti dell'ambiente, delle specie più sensibili, oppure appunto la speciazione dei metalli pesanti rispetto al contenuto totale, tanti altri aspetti che sicuramente la norma dovrà riuscire nel prossimo futuro a integrare nell'ambito della valutazione del recupero e della valutazione degli end of waste. Chiudo solo dicendo una piccola cosa: basti pensare a quanti interpelli al Ministero su questi temi, piuttosto che indicazioni dal Consiglio di Stato e variazioni di normativa. Ha citato il mio collega il terre rocce da scavo, lo scavo. Tutti abbiamo a che fare con la terra, anche chi deve farsi un piccolo spostamento di... È cambiata la norma in 20 anni, adesso non voglio dirvi un numero, ma innumerevoli volte, innumerevoli. L'ultima ci pone quindi c'è una difficoltà oggettiva avere delle linee chiare. E lo stesso vale anche per gli end of waste, sono insomma cose anche che hanno delle linee guida dell'ISPRA molto recenti. Allora, mi sembra che intanto abbiamo cominciato a introdurre il tema, e è molto interessante anche quest'ultima cosa, del fatto che anche la stessa materia prima o uno stesso elemento in realtà è tossico o non è tossico a seconda dei contesti in cui ci si trova, il modo in cui è inglobato o meno all'interno di altri manufatti. Questo ci fa capire che è veramente una materia complessa, cioè effettivamente un po' di complessità è intrinseca, perché è complicata la materia e si può semplificare la norma, ma non oltre la complessità naturale dell'argomento. Ecco. A questo proposito, prima adesso di cominciare poi a entrare in una fase più di dibattito, se vogliamo, sentendo anche quali sono oggi le soluzioni disponibili e da parte degli enti, chiamiamoli territoriali, che si occupano di queste materie, su che cosa stanno lavorando, perché c'è del lavoro in corso su tutti questi problemi, non li scoprono certo venendo qui oggi, ecco, insomma, li conoscono molto bene e ci stanno lavorando sopra. Ma a me piacerebbe, come dire, abbiamo l'obiettivo durante questa nostra chiacchierata anche di fare, così dire, delle iniezioni di futuro, chiamiamole così, raccontandovi che poi, mentre oggi discutiamo degli sfalci magari o discutiamo di altri materiali, ci sono altre prospettive che nel frattempo pian piano stanno prendendo corpo. Visto che parlavamo di metalli a questo punto, visto che ho nominato la parola cromo, chiedo a Silvia Gross, che è presidente del corso di laurea magistrale in Sustainable Chemistry and Technologies for Circular Economy, quindi forse è l'unico errore che dovrebbe stare seduta qua, intanto se ci raggiunge, grazie. A questo punto direi che possiamo... Prego, prego. Intanto, anche se questo... Prego, sì, anche se al momento questo in realtà non era previsto, perché adesso parliamo proprio... Naturalmente Silvia Gross si occupa, come dire, di questi argomenti in modo abbastanza ampio. Faremo un focus adesso un po' sul tema dei metalli. Sappiamo spesso che di questo si parla anche perché c'è il tema delle terre rare, ci sono una trentina di materie prime critiche che sono state, alcune non sono per nulla rare peraltro di queste critiche, no? C'è dentro il silicio, l'alluminio credo che sia sulla crosta terrestre credo sia sesto per... il primo, tra gli elementi.
Silicio, alluminio e alluminio silicato. Silicio credo che sia, come dire, dopo l'ossigeno, il componente principale della crosta terrestre, eppure li definiamo come critici perché un conto è l'elemento e un conto è averlo a disposizione nella forma in cui serve. Anche molte terre rare, delle quali che sono effettivamente molto più rare, in cui in Europa diciamo non ce le abbiamo, la verità è che a volte ce le abbiamo anche, ma estrarle è inquinante, impattante, quindi preferiamo farlo fare a qualcun altro, ma questo è un altro paio. Intanto se insomma queste tematiche immagino che vi capiti spesso, no? Sì, anche perché io sono un chimico inorganico, quindi a maggior ragione mi confronto. Sì, sulla tematica del riciclo, del recupero, molto, molto strategico il recupero dei metalli, come anticipava lei, dottor Melis. La Commissione europea da ormai una decina d'anni monitora il livello di criticità di vari elementi. Non sono solo elementi, sono anche composti chimici, la bauxite piuttosto che il feldspato, che vengono annoverati come appunto critici, ed è una lista che evolve ogni 3 anni, viene aggiornata, per cui quest'anno per esempio una grande sorpresa per noi chimici inorganici, sono entrati in questa lista per esempio il cromo, il rame ed il nickel non come elementi critici, come elementi strategici. Sì. Nel senso che il loro utilizzo è molto pervasivo, molto massivo, per cui attualmente sono abbondanti e sono disponibili, ma potrebbero diventare appunto critici. Sì, io non volevo fare una roba accademica e tediarvi con cose, però penso che questa frase sia molto significativa, molto importante, è l'incipit del report della Commissione europea del 2023 su supply chain analysis dei materiali, e dice una cosa molto importante, che la transizione ecologica, la transizione verde, è una transizione dei materiali, proprio perché tantissime tecnologie, pensiamo all'eolico, al fotovoltaico, all'economia all'idrogeno, alle batterie, richiede un numero molto elevato di metalli, che è ben rappresentato da questa figura che i miei studenti conoscono bene, e che evidenzia come a partire dall'incipit della rivoluzione industriale e passando appunto alla seconda, terza, quarta rivoluzione industriale, la richiesta di metalli si è aumentata in modo esponenziale, quindi abbiamo sempre più bisogno di metalli e soprattutto di metalli, in generale di elementi particolari, e diciamo la criticità, come anticipava il dottor Melis, non deriva solo dal fatto che le miniere effettivamente in un certo momento si esauriranno, no? Perché non sono risorse rinnovabili le miniere naturali, ma l'altro problema è che in molti casi questi elementi critici provengono da paesi dove per vari motivi l'approvvigionamento è reso critico, o da situazioni geopolitiche, pensiamo all'Africa, pensiamo allo sfruttamento dei bambini per estrarre il cobalto che serve alle nostre batterie per alimentare i nostri dispositivi. Spera per poco, per esempio questo è un tema che si sta cercando di superare, no? Si possono fare le batterie, già quelle oggi di litio zolfo sono senza cobalto. Esatto, e poi soprattutto appunto lo dimostrava nel 2010, la Cina ha bloccato l'esportazione delle terre rare, appunto delle antanidi, e quest'anno ha minacciato il blocco dell'esportazione della grafite, che è un allotropo del carbonio che serve per fare gli anodi delle batterie. Quindi criticità non è solo miniera, estrattiva, e comunque diciamo l'attività estrattiva, come gli studenti di economia circolare che sono in aula sanno bene, è un'attività molto impattante dal punto di vista ambientale, sia in termini di agenti liscivianti che si usano, sia in termini di produzione. Gli liscivianti sono quelli che stanno per sciogliere, tra virgolette, quello che ci interessa e lasciarli quello che ci interessa. E quindi appunto l'Europa il 16 marzo del 23 rilascia questa proposta di regolamento che gli avvocati conoscono molto meglio di me, e che appunto prevede tutta una serie di azioni mitiganti volte a rendere i 27 dell'Unione Europea più resilienti nel campo dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, quindi per esempio aumentare l'attività estrattiva in Europa con tutte le conseguenze poi sociopolitiche che questo comporta, no? Vediamo in molti casi la popolazione si ribella, in molti casi anche in modo pertinente, ma forse la cosa più importante è forse questo 15%
di materie prime critiche che l'Europa utilizza per le tecnologie considerate strategiche, che sono le telecomunicazioni, l'elettronica, i droni, la manifattura 3D, l'energia, le energie rinnovabili, deve derivare da attività di riciclo, e qua si apre la partita importante per i chimici, gli ingegneri, diciamo per i tecnici, che appunto sono le persone che dovrebbero portare questo valore del 15%. Attenzione, 15% assoluto, no? Quindi vuol dire che quando avremo un parco macchine elettrico che sarà il triplo dell'attuale, avremo bisogno di litio, cobalto, nickel, manganese in quantità scalate di un fattore 3, e quindi anche il tasso di riciclo va riscalato. Come no? se noi oggi metà delle auto le producessimo, quindi la metà del 30%, che è Esatto, 15%, esatto. come avere una capacità di produrre metà delle auto in questo momento. Ma diciamo che Questo- l'idea dell'Europa è, a parte produrre le auto, ma anche tutte le materie prime Certo. critiche che entrano in Europa sotto forma di batterie per le auto, telefonini, pale eoliche, neodimio, no? Problemi magneti permanenti, che rimangano poi Rimangano in Europa. Europa, esatto. Questa è la regola. E vabbè, Importiamo dalla Cina, sì, esatto. ma poi ce le teniamo. E- Possibilmente non incenerendole, ma facendoci qualcos'altro. Esatto, e qualcos'altro che Qual è? cos'è? Di miniere ne abbiamo poche in Europa, e anche già abbondantemente sfruttate. Diciamo, l'alternativa è quella di ricorrere a quelle che si chiamano le miniere urbane, e che derivano appunto dal sfruttamento intelligente e razionale di tutto quello che viene accumulato nelle discariche, soprattutto per esempio end of life dei veicoli a fine vita, piuttosto che i rifiuti elettronici ed elettrici, di cui abbiamo una produzione rilevante in Europa, 16,2 kg per anno per abitante nel 2019, in generale nel mondo intorno ai 7-8 kg. E appunto tipicamente i rifiuti elettronici ed elettrici hanno una composizione molto interessante dal punto di vista soprattutto dei metalli. Ci sono molti dei metalli appunto considerati critici all'interno di questi residui, e anche vedete ossidi refrattari, rame, ferro, palladio, nickel, quindi cose anche preziose. E la cosa interessante, forse su questo vale la pena ragionare, è che la miniera urbana è, se la sappiamo sfruttare in modo intelligente e diciamo chimicamente coerente, è molto più ricca in termini di concentrazioni assolute di metalli rispetto alla miniera naturale. Giusto per capire, un minerale d'oro europeo o statunitense contiene un contenuto di oro per tonnellata di minerale tra i 4 e i 40 grammi. Quindi tiriamo fuori una Tonnellata, no per chilo, di per materiale tonnellata. e ricaviamo 4 grammi 4 d'oro. parti per milione. Viceversa, utilizzando circuiti stampati dei computer, unità microchip, smart SIM dei telefonini, otteniamo delle concentrazioni relative per esempio di oro molto più elevate rispetto al minerale nativo. Quindi la potenzialità della miniera urbana è non solo di non andare a tirare fuori le cose dalle miniere, ma anche di avere concentrazioni più elevate in partenza per quanto riguarda il metallo di interesse. Allora, diceva il dottor Melis di parlare un pochino del futuro. Allora, attualmente dal punto di vista delle tecnologie per l'estrazione e il recupero dei metalli si utilizzano l'idro e la pirometallurgia, che però uno o l'altro hanno in ogni caso degli impatti importanti. L'idrometallurgia in termini di agenti liscivianti e di correlata... Se la chiamo solvente va bene? Sì, sì, più o meno? Etching agents, sì. Cioè, Esatto, gli scivianti sono quelli che tirano fuori il metallo dal massivo, no? E quindi è anche poi correlato lo smaltimento poi delle acque, ma penso che l'ARPA abbia contezza ampia della cosa. Nell'ambito della pirometallurgia si utilizzano processi ad alta temperatura, termici. quindi consumo di energia. Allora, una delle frontiere a questo riguardo è quello, e qui i chimici hanno un ruolo molto importante, di elaborare nuovi, diciamo, solventi, liscivianti, nuovi agenti per estrarre i metalli, per esempio dalle miniere urbane, che siano meno impattanti dal punto di vista ambientale e del consumo energetico. Chiedo una cosa perché mi pare di aver capito che funzioni così, no? Questo che chiamiamolo riciclo chimico per fare in fretta, sì. ma sostanzialmente lì dentro ci sono tanti metalli dentro un RAE, per Esatto. esempio, per cui io con attacchi progressivamente più
selettivi. più forti anche, prima sciolgo quello che si scioglie facilmente, poi uso un lisciviante più potente e tolgo ancora un altro elemento, poi ne uso ancora più potente e poi alla volta si separano i vari Esatto. componenti. Il problema sono che questi solventi a volte non sono No, simpaticissimi. tipo acido cianidrico. Ecco. No, diciamo, ha detto correttamente il dottor Melis, diciamo che la sfida qua non è solo sciogliere, ma sciogliere in modo selettivo, perché le miscele sono tipicamente molto eterogenee, quindi vari metalli presenti in concentrazioni diverse, sotto forme diverse, e qua non serve spiegare che un metallo all'interno di un ossido ha una reattività e una diversa rispetto al metallo allo stato elementale, quindi diciamo la sfida per i chimici e soprattutto per i giovani chimici, i giovani studenti di economia circolare, è trovare gli approcci di separazione dei metalli che siano efficaci in termini di resa, ma anche selettivi, separare l'uno dall'altro. Ma una di queste frontiere su cui a Padova stiamo lavorando con un gruppo molto eterogeneo di colleghi, andiamo dai geologi agli ingegneri, al collega Mauro Carraro che è chimico come me e la professoressa Lavagnolo, sono questi solventi a basso eutectico che sono miscele, non vi voglio annoiare, tra un donatore e un accettore di legame idrogeno, va bene? Sono due componenti che vengono mescolati, hanno un punto di fusione più basso rispetto a quello dei singoli componenti presi separatamente e che hanno dimostrato avere una interessantissima capacità, dopo il professor Carraro vi parlerà dell'applicazione di questi solventi ai tessuti, ma anche sono molto interessanti per la separazione e il recovery, il recupero dei metalli, anche con selettività interessanti, perché cambiando la natura chimica di A e di B posso modulare la selettività e la capacità di attaccare un metallo in Quindi, perché adesso dobbiamo proprio chiudere, l'idea qua è di utilizzare, di arrivare a dei solventi che siano il meno preoccupanti possibile. Io ho visto la slide due slide fa, quelli mi avevano colpito, li leggevo, no? Adesso, il mentolo, giusto, no? Acido citrico, tartare, ma questo è fantastico, ibuprofene, cioè quello, l'antinfiammatorio che ci prendiamo tutti quando ci prendiamo un moment o qualcosa del genere, sono mentolo. Ecco, quindi l'idea è di arrivare a usare L'urea. questi l'urea al posto di altre cose più aggressive. Esatto, No? infatti quello che stiamo provando a fare col collega Mauro Carraro è di trovare coppie meno impattanti e soprattutto un'altra cosa importante, si parlava, diceva l'economia, anche il costo, no? Quindi certo. rispetto ai liquidi ionici o altre classi di solventi hanno costi molto, molto più ridotti e quindi buona selettività. Adesso vado a chiudere e diciamo che per esempio appunto un assegnista di Mauro sta proprio lavorando all'utilizzo di questi DES per separare i metalli all'interno di quella che si chiama la black mass, che è il residuo poi dell'ultima fase di smaltimento di una batteria al litio, e quindi questo è un lavoro che stiamo facendo insieme e che appunto speriamo che dia esiti interessanti. Okay. Grazie. Grazie per essere stata grossa. Allora, abbiamo fatto un affondo in questo mondo e poi ne faremo un altro paio. Adesso torniamo. Ecco, questa è la direzione in cui stiamo andando, no? Quindi processi anche sempre più sofisticati che poi hanno però bisogno della loro anche regolamentazione per poter essere applicati senza rischiare la galera, dico banalmente. E qui forse cerchiamo di capire, qua stiamo parlando di futuro, anche se spero non troppo remoto, credo che insomma... come si dice, e poi abbiamo problemi molto sul tavolo, immediatamente sul tavolo, come quelli che ci sono stati raccontati prima. Sì, quindi? Esatto. Ora abbiamo visto un po' le esperienze, dopo verremo anche a te, che vedremo di calarti ancora di più nel caso concreto. Cosa fa la Regione, cosa fa ARPAV, che sono, diciamo, coloro che mettono ordine un po' in tutte queste idee, mettono ordine nell'interesse in generale di un ordine che deve comunque esistere, quindi La comunque tutela della salute dei cittadini Esatto. che viene naturalmente prima, no? Esatto, Poi dei però... cittadini, dell'ambiente, esatto.
Quindi la domanda è ad entrambi, insomma, intanto l'ingegner Chiosi, come si pone la Regione, come cerca di seguire o cerca di accompagnare l'imprenditore in questo ambito che non sempre appare chiaro a chi si confronta. Sì, buonasera a tutti. Allora, la Regione in questi anni è stata chiaramente chiamata a dare risposta, diciamo, a recepire i principi dell'economia circolare nei suoi strumenti di programmazione che chiaramente erano un po' datati, anche se recenti, ma stiamo parlando di principi, diciamo, molto recenti, e quindi per adeguarli a quella che era sicuramente tutta una serie di esigenze che venivano espresse dal mondo produttivo e che sono state anche rappresentate dai colleghi prima, insomma, alla fine, no? Quindi l'esigenza di accompagnamento nei percorsi di riconoscimento di un sottoprodotto, l'esigenza di linee guida certa per l'espressione dei pareri obbligatori di ARPAV, per la classificazione di end of waste, insomma, quindi con l'aggiornamento del suo piano regionale di gestione rifiuti urbani speciali nel 2022 si è cercato proprio di introdurre questi principi nell'ambito della programmazione ed è stato fatto chiaramente con una pluralità di interventi nel testo della norma tesi proprio a ottenere questi scopi. Allora, di sicuro, anche per quello che ho sentito prima, uno dei più interessanti di questi interventi è stata l'istituzione che veniva proprio da un'esigenza del tessuto produttivo, da una richiesta forte, di 2 tavoli, un tavolo tecnico per il land of waste e un coordinamento regionale sottoprodotti, seguendo un po' la scia che già altre regioni avevano intrapreso, mi riferisco all'Emilia Romagna, alla Lombardia, anche il Piemonte, proprio per dare dei supporti riconoscitivi, diciamo così, alle imprese. Allora, chiaramente con 2 tavoli con finalità molto diverse, perché in sintesi quello sull'end of waste sono 2 tavoli che poi hanno seguito il loro percorso di attivazione e sono arrivati ad una piena operatività a fine 2023, quindi ad oggi sono pienamente operativi. E quello sull'end of waste, dicevo, è finalizzato a esaminare su proposta di ARPAV in particolare delle linee guida che consentano di appunto poi fissare quelli che possono essere dei criteri su cui poi l'agenzia si appoggia nell'esame dei pareri caso per caso, quindi per determinate tipologie di end of waste. E anche qui chiaramente dando la possibilità al mondo produttivo, della ricerca, di suggerire anche dei temi, degli argomenti, dei particolari end of waste da cui partire o su cui focalizzarsi in primis proprio perché magari ce n'è più bisogno, perché sono materiali più meritevoli di attenzione nel breve termine. Ecco. L'altro tavolo, che è quello, diciamo, però diciamo, ecco, il primo era comunque un tavolo, diciamo, istituzionale, okay? Dove comunque la procedura è interna e finalizzata ad approvare un documento interno che poi una volta appunto deliberato, approvato, va a costituire un riferimento importante anche certo per chi deve chiedere un'autorizzazione alla provincia per un recupero. Sì, ricordiamo, vero ingegnere, che l'end of waste per certi versi è sicuramente un regime più sicuro, più tranquillizzante del sottoprodotto, ma sconta la, diciamo, in inglese dico jeopardy, cioè non è completa la norma, ci sono moltissimi materiali che sono scoperti, non sono muniti né di regolamento comunitario né di regolamento nazionale, per cui si procede, come si suol dire, caso per caso, e questo ovviamente espone i singoli imprenditori a dire boh, rientrerò tra virgolette tra questi casi, e quindi garantire, e ARPA naturalmente ha un ruolo determinante, fondamentale nel rientrare o meno in quella categoria. Dare ad ARPA gli strumenti oggettivi da seguire per effettivamente decidere o meno se far rientrare un determinato materiale nella possibilità di recupero ai fini end of waste è assolutamente
fondamentale effettivamente, visto lo stato normativo, cioè per non attendere banalmente che ci pensi l'Europa piuttosto che lo Stato. Sì, sì, certamente è importante, ma comunque nell'end of waste alla fine si autorizza. Comunque alla fine nell'end of waste l'impresa in qualche modo ha avuto un riconoscimento riferimenti. ufficiale, formale che può fare. Cioè, quando la problema procedura è arriva sotto- conclusa e hai questa qualifica di end of waste, fai così, è Esattamente. andata, e poi sei tranquillo. Esattamente. Il problema arriva, il bello viene con i sottoprodotti, per i quali la norma non prevede un'autorizzazione da parte di un ente pubblico, ma prevede semplicemente un'attestazione da parte del produttore dei requisiti, i famosi requisiti del 184 bis, tanto discussi, no? Di cui appunto sono piene le biblioteche, e quindi un'assunzione di responsabilità finale e ultima di chi li produce, con tutti i rischi del caso. Si è parlato di rischio, insomma, vediamo che le imprese temono questo rischio, lo temono molto. Allora, anche qui l'idea è stata quella di dire, benissimo, facciamo così, diamo la possibilità alle imprese, per filiera o singolarmente, insomma, quindi supportate o meno da associazioni di categoria che possono farsi carico di una pluralità di richieste, di proporre dei disciplinari per determinate categorie di sottoprodotti, il cui riconoscimento poi va a costituire un supporto, una base, su cui poi il singolo produttore che ha quel sottoprodotto, dichiarando, diciamo, che il proprio prodotto è conforme a quel disciplinare, riceve una sorta di attestazione che può far valere poi, anche in termini banalmente nel trasporto, si era detto, no? Poi io esco però col camion degli sfridi di cuoio e se mi fermano devo mostrarlo io, no? Ecco, quindi di avere un supporto. Questa idea, devo dire, che è molto richiesta e molto apprezzata in sede di progettazione da parte del mondo produttivo, poi si diceva prima, no? Non ha avuto, nel momento in cui il tavolo è stato attivato, almeno siamo nelle prime fasi, d'accordo? Siamo nei primi mesi, quindi ci immaginiamo anche un attimino di attesa per prepararsi bene, però non ha avuto quel boom di richieste che ci saremmo attesi, vista l'attenzione che era stata posta prima in fase preparatoria anche dalle associazioni di categoria. E ci stiamo interrogando in questi giorni sul motivo. Perché è chiaro che, tra l'altro, andando poi a vedere anche esperienze pregresse di altre regioni, abbiamo notato cose curiose. Addirittura in alcuni casi, si diceva prima, dove un'impresa, una singola impresa, propone un disciplinare per un tipo di sottoprodotto, ottiene l'approvazione di questo disciplinare, ma poi non fa seguire a questo una richiesta di attestazione del proprio prodotto con quel famoso certificatino da poi da far valere, no? E probabilmente il motivo, la risposta che ci siamo dati, è che comunque c'è paura di esporsi. Diceva, alcune le obiezioni che sono state fatte, no, nel momento in cui noi parlavamo di elenco dei sottoprodotti, ma... Non svegliare can che dorme. Esatto. È questa la logica. Ma è ancora rimanere proprio... Nella nostra idea, l'elenco sottoprodotti deve essere proprio funzionale a trovare lo sbocco del sottoprodotto. Io verifico un elenco sottoprodotto e quindi so che c'è l'azienda che ha quel materiale a cui posso fare riferimento. In realtà la richiesta che ci è stata fatta è: ma dovete proprio pubblicarci? Oppure, e se veniamo respinti, pubblicate i nomi o rimaniamo nell'anonimato? Per dire che poi la paura è comunque, siccome alla fine la responsabilità ultima è del gestore, addirittura che questo diventi uno strumento per focalizzare maggiormente l'attività di controllo. Per cui diciamo che forse in questi casi forse diciamo, ci sono ancora molti passi culturali da fare, no? E forse gli strumenti sono già un po' avanti, così come lo sono avanti anche sugli end of waste, perché noi ci siamo sentiti dire anche recentemente da enti pubblici che, insomma, l'end of waste è un rifiuto mascherato. Per cui anche nell'utilizzo dell'end of waste ci sono dei problemi, ci sono problemi a piazzare tutti gli end of waste, soprattutto in alcune categorie, pensiamo agli inerti, non prodotti, perché c'è ancora molta reticenza da parte di qualcuno a comprendere il fatto che siamo usciti dal mondo dei rifiuti, ma lo siamo usciti non perché abbiamo messo un bollino, siamo usciti perché c'è una valutazione. Perché c'è un motivo e realmente quello non è un rifiuto. Esattamente. Quindi questo è un po' il primo, diciamo, tema di cui desideravo parlare. Il secondo che stiamo portando avanti come regione, credo altrettanto importante,
sia dei finanziamenti che, proprio per dare concretezza alla previsione del piano, che è quella di supportare, di incentivare i processi innovativi, sia nell'ambito del recupero ma anche nella prevenzione della produzione di rifiuti, dei finanziamenti, dicevo, che derivano dal fatto di aver conseguito le condizioni abilitanti per dei bandi FESR 21-27, per cui, notizia di ieri o l'altro ieri, è stata approvata la prima tranche. Praticamente i bandi sono divisi in 2 azioni, ne abbiamo individuata una a sostegno delle piccole e medie imprese, proprio per i progetti innovativi di prevenzione della produzione di rifiuti, in cui rientra anche, per esempio, la qualificazione e l'identificazione di un sottoprodotto all'interno del ciclo produttivo, non solo la riduzione, diciamo, della produzione di rifiuto. E l'altro più a favore invece di enti pubblici, GATT, comuni, gestori della raccolta, quindi con un focus su rifiuti urbani, proprio per il miglioramento di questi processi. Quindi complessivamente, insomma, le cifre probabilmente non sono così enormi in confronto a quello che sarebbe la richiesta, però complessivamente su un finanziamento di circa 32 milioni di euro c'è un primo bando di 7 milioni di euro nella linea di investimento per le piccole e medie imprese, che quindi si aprirà nella possibilità di presentare i progetti mi pare il 13 di aprile più o meno fino a luglio, e a cui seguirà poi la seconda tranche nel 2025. E lo stesso per l'altra azione per le attività pubbliche. Ecco. Grazie, quindi insomma una regione che comunque cerca, diciamo, ha ben presente le esigenze e cerca di adoperarsi sia dal punto di vista del conferire sicurezza, ma anche sicurezza di procedimento, di attestazione, ma anche un aiuto economico, insomma. La dottoressa Tesser, dottoressa, ARPAV. Buongiorno, ARPA, noi siamo quelli cattivi. Ma non necessariamente, abbiamo Quelli capito che anche fate parte dell'istruttoria. Allora, insomma, l'agenzia è l'Agenzia per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, quindi un ruolo di controllo c'è necessariamente nelle corde, insomma, nelle corde dell'ente. Un ruolo che negli ultimi anni sta cercando di far pace, diciamo così, con quella che è la sfera della prevenzione, quindi tutte quelle attività che devono portare le aziende a essere nelle condizioni di essere adempienti rispetto alle richieste della normativa che, sono d'accordo con Maurizio, è una normativa a taglia unica, cioè non c'è la norma taglia S per le aziende piccole e la norma taglia XL per le grandi. Purtroppo la norma è unica e o sei dentro o sei fuori, e questo sicuramente è un passaggio che, rispetto delle semplificazioni che potrebbero facilitare chi non è nelle condizioni di avere un consulente ambientale che può permettersi, insomma, nel bilancio aziendale, dovrebbe essere presa in considerazione. Io ho una brevissima presentazione, giusto perché darò qualche numero rispetto all'agenzia. Ecco, l'unità che dirigo, grazie, si chiama, la direzione ci ha messo dentro un po' di tutto, come il prezzemolo, economia circolare sicuramente, quindi a fianco al ciclo dei rifiuti, e poi ci sono l'end waste e i sottoprodotti. Quindi abbiamo un po' il ruolo di affiancare chi dei nostri colleghi fa i controlli per portare quella fettina di prevenzione al comparto produttivo. Necessaria appunto perché, l'ha già detto la professoressa Gross, dobbiamo assolutamente ricavare le materie prime che ci servono dal recupero dei rifiuti, e per questo servono innovazione, progettazione, ecodesign, e perché le imprese possono fare questo servono gli investimenti e i bandi che ha citato l'ingegner Chiosi, anche che messi a disposizione della regione possono dare una mano in questo senso. Però poi serve il ruolo delle imprese, che deve fare in modo che la gestione di questi residui sia effettivamente svolta in maniera ottimale, e non ha un ruolo meno rilevante chi questi residui li deve usare, cioè la domanda del riciclato deve essere incentivata, perché senza domanda l'offerta non si crea, e quindi è fondamentale. Ad ARPAV il ruolo nella cessazione della qualifica del rifiuto è arrivato tra capo e collo nel 2021, perché alla norma dove si dice i rifiuti diventano risorse qualora rispettino o regolamenti comunitari o decreti ministeriali, la norma ha aggiunto un pezzettino. Il Ministero ha aggiunto che dove non ci siano regolamenti o dove non ci siano decreti ministeriali serve il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia. Obbligatorio e vincolante significa
o il parere c'è o il recupero non c'è. Quindi necessariamente nei casi cosiddetti caso per caso, tramite l'agenzia si passa. I regolamenti comunitari si contano nelle dita di una mano, sono i 2 regolamenti sui metalli, uno sui vetri, c'è quello sui fertilizzanti che è già stato approvato ma non è ancora operativo per quanto riguarda tutte le caselline che serve mettere in atto. In questi casi l'agenzia fornisce supporto istruttorio agli enti di fatto, mentre in tutto quello che non rientra in questa normativa, quindi nel caso per caso, c'è questo parere. Ci sono delle linee guida che aiutano sia al rilascio dei pareri sia alle attività di controllo. I requisiti sono le 4 condizioni date dalla norma e 5 criteri dettagliati che entrano proprio nel merito di cos'è quel rifiuto che va recuperato, quali sono le tecnologie di recupero, quali sono gli standard prestazionali e ambientali, per cui è un'istruttoria che è proprio un vestito fatto su misura per quel rifiuto che diventa una nuova risorsa, con un'attenzione ai nuovi end of waste. Quindi questa slide è molto ricca, ma è solo per evidenziarvi la parte segnata in rosso, che dove si va a valutare l'esistenza di un mercato, il sistema agenziale dice attenzione agli end of waste nuovi che necessitano di sbocchi commerciali in via di definizione, per cui non limitati a valutare il mercato che c'è, apri a tutti i mercati in via di affermazione. Quindi questa è una cosa forte che viene richiesta agli enti, perché mentre nel consolidato è facile muoversi, nel nuovo entrano in gioco tutte quelle valutazioni del rischio di cui parlava anche Petra, che quindi competono alle agenzie. E anche per quanto riguarda i requisiti, le linee guida dicono attenzione a tutte le sperimentazioni, cioè le sperimentazioni che portano a innovazione devi tenertele in pancia, cioè agenzia, prendi in considerazione anche tutto questo. Quindi il ruolo non è facile anche per il numero di potenziali end of waste che ci sono. Allora, queste sono le aziende che in Veneto fanno recupero di materia. Noi abbiamo oltre 1000 impianti. Teniamo presente che ogni impianto produce almeno un end of waste, ma abbiamo una pratica di rigenerazione di solventi che ci ha presentato 68 end of waste. Okay? Quindi diciamo che questi 1000 è decisamente sottostimato, perché mediamente siamo su una decina almeno, ma possiamo arrivare a numeri veramente elevati. Riusciamo a istruirne un centinaio l'anno. Come si distribuiscono? La maggior parte, vedete, insomma, ho riportato un po' 2022-2023, gli inerti la fanno un po' da padrone, sono gli impianti maggiormente diffusi certo, che ritirano più materiale. Poi ci sono i metalli nonostante i regolamenti. Cosa vuol dire? Che i regolamenti non coprono tutti i metalli che saranno importantissimi nel futuro, a parte il rame, non sono coperti dai regolamenti. Zinco, piombo, stagno viaggiano caso per caso. Antalio, tutti i nuovi materiali viaggiano caso per caso. I pareri sul recupero delle batterie a litio, black mass, eccetera, vanno caso per caso. I compost, caso per caso, tutti i nuovi fertilizzanti, carboni attivi, acetato di cellulosa del comparto dell'occhialeria, sono tutti pneumatici, tutto caso per caso. Quindi la sfera è veramente molto ampia e necessita assolutamente di trovare un equilibrio tra tutela dell'ambiente, che è quello che è la mission, insomma, dell'agenzia, e sviluppo delle aziende, perché più paletti si mettono, più si limita lo sviluppo. Conformità ambientale e prestazionale, che non sempre viaggiano insieme, usi consolidati, prodotti innovativi, e poi ovviamente ogni richiesta aggiuntiva è un onere economico per le aziende. Quindi lì serve un equilibrio, e un po' su questo ci stiamo muovendo per adottare una strategia che aiuti le aziende. Grazie. D'altra parte è anche vero che più materiali, più materie, io sono molto d'accordo con il professoressa Gross, noi parliamo sempre di energia ma dimentichiamo che i vettori energetici sono 2 o 3, le fonti energia si contano sulle dita di una mano, al massimo ci vuole qualche dito della seconda, le materie sono centinaia, o meglio, gli elementi sono un centinaio, le materie sono un numero spropositato e come dire, noi abbiamo bisogno di non solo di governare i flussi di energia ma anche di governare i flussi di materia, e questo sarà molto più complicato perché la varietà è oggettivamente molto più forte, no?
Allora, a proposito di varietà, a questo punto brevemente vorrei introdurre il tema dei tessili, di cui già ci accennavano. Quindi Mauro Carraro, docente di chimica organica del Dipartimento di Chimica dell'Università di Padova, prego, che ci porta brevemente su un'altra delle frontiere, perché su questo oggi non dico che siamo all'anno zero, ma quasi. Allora, perché ci piacciono tanto, perché facciamo i test? Perché uno incrocia delle fibre e poi restano insieme. Dico questo perché se non succedesse questo sarebbero molto facili da riciclare i tessili. No? Se dando una scrollatina si riseparassero le fibre, avremmo una tecnologia di riciclo molto semplice, ma saremmo nudi, perché basterebbe mettersi i vestiti. Allora, dico questo facendo una battuta, ma poi un po' il tema è questo qua, nel senso i tessuti sono spesso anche di mix di materiali, di fibre di natura diversa, che per fortuna, se no sarebbero poco utili, stanno assieme. E separarle, idealmente, idealmente se volessimo fare un riciclo perfetto, dovremmo riseparare questi fili, rifilarli, riattaccarli uno all'altro e a quel punto potremmo rifare, non so, una maglietta di cotone a partire da una maglietta di cotone. Sfortunatamente, o fortunatamente, se no non esisterebbe l'industria tessile, non è così facile separare questi fili e risolvere questo problema. Tanto è vero, tra l'altro parliamo di uno dei settori, quello della moda, diciamo così, a parte che una parte enorme del problema è legata al fatto che noi compriamo capi di abbigliamento di pessima qualità che rimangono negli armadi. 85% dei capi di abbigliamento che vengono comprati vengono usati da 1 a 0 volte. 85%, questo è il fast fashion, questo è il risultato e questa sarebbe la prima cosa da fare. Dopodiché stiamo intorno, credo che nello specifico i soli tessuti, diciamo la moda ha un impatto in termini di emissioni molto elevato, per dire molto più del settore aereo, del settore navale, per capirsi. Quindi è veramente un tema importante. E poi i quantitativi sono enormi. Mi pare è possibile 16 kg a italiano di media di rifiuti di tessuto. Vado a memoria, l'ho letto da qualche parte. Quindi, che si fa? Oggi cosa si fa e che cosa potenzialmente si potrebbe fare perché questa roba non finisca tutta o in discarica o in un inceneritore? Sì, allora il rifiuto tessile è estremamente complicato da gestire e soprattutto perché le quantità stanno aumentando considerevolmente. Quindi vediamo un po' di dati magari a livello europeo e internazionale. Allora, innanzitutto a livello mondiale la produzione di tessuti è raddoppiata dal 2000 agli anni nostri e non accenna a fermarsi, cioè si aspetta un ulteriore raddoppio. Questo ci dà già un'idea della quantità, della vastità del problema. Se andiamo a vedere in Europa cosa succede, abbiamo che l'Europa produce 7,4 kg di prodotto per cittadino europeo, incluso l'export, quindi vuol dire che non tutto questo prodotto ce lo teniamo. Ogni cittadino compra 26 kg di prodotto tessile all'anno e smaltisce 11 kg di questi. Fortunatamente un po' li teniamo in armadio, però come vedete la quantità di rifiuti è notevole. Ma un altro dato preoccupante, come si diceva, il fenomeno fast fashion non è solo quello di prendere un vestito e di usarlo poche volte, ma il vestito a volte non viene nemmeno mai usato, perché abbiamo un 40% dei capi di fast fashion che rimane invenduto. Quindi noi paghiamo un capo, un prezzo intero, tante volte, e quel prezzo intero deve andare a coprire i costi del capo quando sarà scontato e anche dei capi non venduti. Quindi immaginiamo che razza di meccanismo si è instaurato. Quindi c'è un grosso problema di produzione e soprattutto di smaltimento. Come vedete, questi 11 kg di rifiuti per persona all'anno non sono pochi. Cosa ne facciamo di questi rifiuti? Allora, sempre a livello, diciamo, europeo, quindi siamo ottimisti anche con questi numeri, abbiamo che un 80-90% smaltito in discarica o incenerito. Poi i numeri li troviamo un po' variabili a seconda di cosa si intende per riciclo, recupero, eccetera, però tutto sommato l'80% ci sta. Forse possiamo essere appunto un po' più ottimisti per il futuro, ma 70% non oltre. Inoltre abbiamo dei problemi per quanto riguarda la produzione di questi composti, di questi materiali, perché abbiamo il 10% delle emissioni totali di anidride carbonica che è dovuto appunto dalla produzione di tessuti, parliamo in generale. L'acciaio fa l'8% e il cemento fa tra il 6 e il 7,
E sono gli hard to abate, Certo. per dare un'idea. Esatto. Poi abbiamo un 20% di inquinamento dell'acqua, parliamo delle fasi di lavorazione, di colorazione, di rifinitura, che appunto portano a una contaminazione dell'acqua, ovviamente poi da gestire in modo più o meno efficiente a seconda anche del paese in cui si svolgono le operazioni. Poi abbiamo altri problemi secondari, come possono essere ad esempio il rilascio delle microplastiche, ma poi ne parlerà probabilmente il collega Lucio Litti. Quindi vedete insomma un po' di problematiche aperte da risolvere. Se ci vogliamo focalizzare sulle due tipologie di tessuto principali, queste sono il poliestere e il cotone. Per quanto riguarda il poliestere, ad esempio, questo costituisce il 55% delle fibre totali. Questo numero è impressionante, anche perché si pensi che ha superato la produzione del cotone solo nel 2000 e non accenna a diminuire, è il tessuto che sta crescendo più di tutti rispetto agli altri e appunto è un prodotto che tecnologicamente diventa estremamente interessante perché tutti quanti sappiamo mescolare una fibra naturale con un prodotto sintetico ci permette di migliorarne le prestazioni. Questo purtroppo, per fortuna, Dato non di c'è niente fatto. da fare, esatto. E abbiamo dei volumi di uso per il tessile che sono il doppio di quelli dell'imballaggio. Uno immagina, no, che le bottiglie siano il problema principale per quanto riguarda il poliestere o gli imballaggi, pensiamo a tutta un'altra serie di prodotti che servono appunto per il trasporto, eccetera. Invece abbiamo che per il tessile ne usiamo molto di più, Il doppio. appunto in prospettiva sarà ancora più consistente. Per quanto riguarda il cotone invece abbiamo una produzione più limitata, un 22%, tutto sommato non così forte la variazione nel corso degli anni, probabilmente un po' in diminuzione rispetto ad altre tipologie di fibre. Qual è il problema del cotone? Che innanzitutto porta via terreno per la coltivazione. Certo. Non è tantissimo, 2,4% di terra coltivata a livello globale non è una quantità enorme, però già capiamo insomma, che può entrare in competizione con altre Il filiere. 16% degli insetticidi fa abbastanza Esatto, molto più impressione preoccupante. invece. Ecco, insomma. Molto più preoccupante il consumo di pesticidi e insetticidi, quindi capiamo che non essendo destinato alla produzione alimentare magari si chiude un occhio. Allora, chiedo adesso di andare subito sulle due macro vie per riciclare i tessuti, dobbiamo correre un pochettino. Se non è la prossima, chiedo di andarci Quindi via. Ecco. le soluzioni quali possono essere? Parliamo di riciclo a questo punto, che ovviamente ha a che fare con tutta una serie di problematiche che hanno a che vedere con la raccolta dei tessuti, con la selezione, che è ancora difficile, si fa spesso manualmente, abbiamo bisogno di lettori ottici o lettori all'infrarosso per poter distinguere le tipologie di tessuto, ma ancora non è particolarmente efficace. Ma soprattutto pensiamo, come diceva prima, il problema delle fibre miste, che anche nel momento in cui vado a identificarle, comunque rimangono miste, non è che identificandole le separo all'istante. E quindi abbiamo bisogno di recuperare, insomma, e classificarle. Dopodiché, una volta classificate, dobbiamo pretattarle, dobbiamo probabilmente lavarle, dobbiamo disinfettarle in alcuni casi, dobbiamo togliere gli oggetti estranei, bottoni, cerniere e quant'altro, e a quel punto forse anche sarà necessario decolorare il tessuto, perché altrimenti finiamo sempre col produrre tessuti di colore grigiastro o poco interessante. A quel punto entriamo nel merito dei ricicli. Abbiamo il riciclo meccanico, che è quello che ci permette grosso modo di riottenere un prodotto che può rientrare in filiera di produzione di tessuti e di filati, o anche nella produzione di materiale plastico diverso rispetto a quello iniziale. Quindi attraverso una filatura, una pressatura, uno può produrre ad esempio degli oggetti per l'arredamento e quindi creare delle cose nuove che fanno parte un po' del concetto di ecodesign. O no, assorbenti si possono fare, no? Si fanno queste cose qua. Esatto, anche altrimenti abbiamo una pannelli, pressatura no? Per edilizia. del filato appunto mescolato e compattato per poter creare questi pannelli. E poi dall'altra parte abbiamo il riciclo chimico, che è senz'altro molto interessante, essendo noi chimici ci stiamo rivolgendo a questo tipo di trattamento, perché qui possiamo davvero, se andiamo a creare delle strade efficaci, possiamo ricreare materiali che hanno esattamente le stesse proprietà di quelli di partenza. Questa cosa non è possibile andando a recuperare le fibre, perché le fibre comunque si deteriorano. Di Noi quando volta in usiamo volta, il cavo, meccanicamente ma usando il si capo rovinano, insomma. sono già rovinate di partenza. Poi se andiamo a sfilacciarle meccanicamente, il macchinario può rovinarle ulteriormente. Quindi è difficilissimo riottenerle. Al massimo possiamo recuperarne un po', mettiamo un po' di materiale vergine per sperare di ritornare al prodotto di partenza. Quindi più interessante è quello di decomporre questi materiali nei componenti di partenza, che nel caso dei polimeri sono i monomeri,
certo. E quindi possiamo riprodurre il nostro polimero per rifilarlo oppure per tutta un'altra serie di applicazioni. Per quanto riguarda il cotone, questo è più difficile, il cotone non può essere decomposto nei suoi componenti, questo lo può fare solo la natura. E quindi quello che possiamo fare noi è rigenerare il cotone, ad esempio, e ci sono delle strategie che sono quelle già consolidate per il recupero di materiali legnosi, come produzione di viscosa e lyocell, che adesso vengono adattate per il riciclo di tessuti. Oppure possiamo ingegnarci e utilizzare dei solventi innovativi, come quelli che citava la collega Silvia Gross, che ci permettono di sciogliere la porzione di cellulosa e recuperarla a parte, lasciando inalterato tutto il resto, che è complicato, perché abbiamo detto c'è poliestere, ma ci può essere in moltissimi casi un elastan, ci sono i coloranti, ci sono altre cose che disturbano, diciamo, per quanto riguarda la purezza della cellulosa che noi vogliamo recuperare, quindi del cotone recuperato. Tra le possibilità abbiamo anche quello di produrre dei materiali ad alto contenuto tecnologico come la nanocellulosa, che sono delle piccolissime fibre che noi possiamo utilizzare in ambiti molto diversi tra loro, ce ne sono moltissimi, ovviamente venendo dall'ambito dei rifiuti non andremo a impiegarli in ambito biomedico, ad esempio, ma possiamo senz'altro impiegarli in ambito di utilizzo per rinforzare i polimeri o nei rivestimenti. Credo che in questo momento, io non so se adesso ci possiamo fermare, ma credo che in questo momento il materiale che ha il record di resistenza alla trazione come singola fibra sia la cellulosa. C'era una volta era la tela di ragno, ma di recente sono state fatte ricerche, si vede che una fibra di cellulosa, la cellulosa è il biopolimero più presente in natura. Le piante sono fatte di cellulosa. È la parte cristallina della cellulosa che è già presente, non è che la creiamo noi. Esatto. Quindi è un materiale sul quale si sta lavorando tantissimo perché ha delle potenzialità tecniche straordinarie. Io intanto ringrazio Carraro. Grazie. Vedo che tanti prendevano appunti, quindi evidentemente sono anche informazioni che interessano queste. E procediamo. Farei un esperimento. Sì, chiedendo a Silvia, la dottoressa Silvia Breda, che lavora con noi, ma ha anche un passato in Fondazione Ca' Foscari. Abbiamo parlato qualche giorno fa, so che hai un caso. Ci vuoi raccontare la tua esperienza? Che progetto hai visto e che difficoltà ha incontrato? E poi vediamo, così caliamo nel concreto, atterriamo, come questo progetto può trovare uno sbocco alla luce degli strumenti che ci vengono dati dalla regione da ARPAV. Sì, grazie Elena. Una domanda facile. Allora, è interessante il percorso, nel senso che mi dà anche l'occasione poi di chiarire qual è il beneficio, ecco, per l'impresa di poter, diciamo, percorrere queste pratiche, ma avere anche dal piccolo al grande rispetto alla sua comunicazione verso l'esterno, verso i consumatori, anche una sorta di vantaggio competitivo, quindi far diventare sostenibile anche dal punto di vista economico poi la pratica. Io appunto ho un passato, diciamo, in Fondazione Ca' Foscari, quindi ho iniziato questo percorso proprio in supporto all'impresa, venendo da un percorso di scienze ambientali, per cui affezionata al numero, al quantitativo, all'analisi, diciamo, di scienza dura su questi sistemi. La sostenibilità ha tante sfaccettature, diciamo che quello che abbiamo cercato di percorrere è sicuramente quello di applicare la misura quantitativa ai comportamenti, alle performance. Il caso che ho in mente è un caso sul quale abbiamo cominciato a lavorare nell'ambito della microimpresa, quindi come diceva il dottor Ballan, in quello che è la maggior parte del tessuto produttivo, e si tratta di un'attività di fatto che si basa su un sottoprodotto per sua natura, quindi si tratta di un'azienda che in questo caso nella filiera è collocata nel ruolo di utilizzatore del sottoprodotto, quindi non è un soggetto che deve collocare il materiale, ma è un soggetto che si approvvigiona direttamente di questo sottoprodotto, che è uno sfrido di poliuretano espanso, quindi diciamo uno scarto dell'industria della trasformazione che diciamo si occupa principalmente di fare divani, quindi di usare il materiale per la schiuma dei divani. Perché dico che nasce, cioè, diciamo, gli articoli che questa azienda produce derivano per forza da uno sfrido, perché di fatto il primo segmento del processo produttivo è la macinatura, per cui si parte necessariamente da un sottoprodotto, e tra l'altro la diversificazione di densità di partenza è un vantaggio in questo processo produttivo, perché permette poi di creare a sua volta una gamma infinita potenzialmente di densità, di prestazioni, quindi di utilizzi, quindi punti di caduta per l'atletica fino al tappetino per fare lo yoga, insomma
immaginate tutto quello che l'imprenditrice descriverebbe sempre come il morbido dello sport, quindi con le sue varie funzioni. Di fatto quindi stiamo parlando di un processo produttivo che parte circolare per sua natura, per cui non ha a un certo punto scoperto e quindi innovato un particolare materiale, per cui da un momento all'altro questo materiale passa da una qualifica a un'altra, ma nasce come materia prima nella mente di questa impresa, quindi di questo processo produttivo. Qual è stato il percorso? Il percorso da parte del supporto che ho avuto l'occasione di dare è stato sia tecnico sia normativo, per cui mettere insieme un po' tutte quelle che erano le competenze necessarie a far sì che questa piccola realtà capisse posso farlo, non posso farlo, va bene, non va bene. Di fatto il corredo che ci deve essere dal punto di vista proprio della documentazione, allora non c'era il tavolo tecnico, allora si tratta di un percorso iniziato 3 anni fa, avere diciamo un sistema di gestione, quindi anche un'architettura, una burocratizzazione del processo all'interno dell'azienda diventava un grosso onere. L'imprenditrice comunque, diciamo anche supportata dall'aiuto che abbiamo potuto dare, di fatto ha fatto 2 cose principali che sono secondo me meritevoli comunque di attenzione, perché comunque sono 2 nodi che anche il legislatore ha in mente pensando proprio anche alla tutela dell'ambiente e della salute umana. La prima è iniziare un percorso di certificazione di materiale riciclato che quindi potesse diciamo supportare dal punto di vista anche della ricorsività della prassi, quindi che ci fosse anche una qualità merceologica costante, certificata di quel tipo di articolo in questo caso e quindi diciamo avere in qualche modo essere imbrigliati, non dico in un sistema di gestione ma in una prassi diciamo in questo caso consolidata e dall'altra parte c'è stato anche diciamo, la voglia di creare un processo di digitalizzazione, di tracciabilità della filiera dentro questo capannone. Non immaginatevi un processo produttivo enorme, è un capannone, neanche tanto grande, però di fatto quello che abbiamo portato avanti è stato anche il supporto alla tracciabilità interna di questo materiale che ha fatto sì che con anche semplici accorgimenti l'articolo finale avesse la possibilità da parte di un qualsiasi fruitore o di un controllo da parte di ente terzo di risalire esattamente al lotto di sfrido dal quale proveniva. Chiudo diciamo questo processo, questa è la parte più tecnica che abbiamo avuto modo di affrontare insieme. Il piccolo quid che secondo me è rilevante dare in questo momento storico in cui comunque l'attestazione di quanto fatto diventa rilevante anche dal punto di vista proprio della rendicontazione d'impresa, non nel senso del marketing fatto su una parola vuota di sostenibilità, ma anche per aggredire mercati che in questo momento per realtà così piccole sono impensabili, è proprio anche la misurazione della circolarità, per cui cercare di applicare degli indicatori parlanti, standardizzati, quindi che fossero in grado per questa piccola realtà anche di diventare se vogliamo un piccolo appunto, vantaggio competitivo, anche un pezzo di comunicazione basato però su un procedimento corretto. Perché non c'è lei qui a raccontare tutto questo oggi? Perché come dicevamo prima, c'è ancora un grande pudore a potersi qualificare, presentare di persona, perché di fatto non c'è in questo momento per queste piccole realtà la sicurezza, la certezza di essere nel lecito, di essere tutelati e di potersi in qualche modo esporre. Nella ragione sì, nella ragione sì, sì. non c'è dubbio, ma uno ha paura di non essere nel lecito, mannaggia. Esatto, allora virtuosissima, sì, chiudiamo velocemente, virtuosissima al suo interno, sicuramente avere un riconoscimento della filiera da parte del tavolo tecnico regionale assolutamente aiuterebbe diciamo, garantirebbe quella sicurezza che oggi manca. Quindi in poche parole, che cosa dovrebbe fare a questo punto l'imprenditrice? Presentare un'istanza. Voglio dire, anche il singolo imprenditore può rivolgersi al tavolo o solo le istituzioni, solo le associazioni di categorie? Mi spiace, 1 minuto per rispondere. Bene. In realtà in questo caso, no, per il funzionamento che è stato pensato per il tavolo, è il produttore dello sfrido, cioè l'azienda che magari fa poliuretano espanso e quindi ha dei ritagli, eccetera, eccetera, che semplicemente o in prima persona o tramite un'accezione di categoria indifferentemente presenta al tavolo, alla regione, al tavolo sottoprodotti, una proposta
una proposta in cui dice: il mio materiale ha queste caratteristiche, il mio materiale è frutto appunto di un processo produttivo che non è finalizzato a produrre lo sfrido ma un altro materiale, quindi ripercorrendo in altre parole semplicemente i requisiti del 184 bis, e trova un utilizzo certo in un processo produttivo che va a produrre materiali soft per lo sport. In quanto tempo, integrazioni, documentali, in quanto tempo si chiude questo procedimento di approvazione? Giusto per rendere anche agli imprenditori più o meno un'idea di quanto può durare questa fase di conforto. Vado a memoria adesso, viene calendarizzato entro 30 giorni una riunione del tavolo tecnico che prende in carico la domanda, la esamina, eventualmente appunto elabora una serie di integrazioni che possono essere richieste, ma che sono già fornite in sede di regolamento, quindi se uno vuole può già prendersi avanti e fornire molta più informazioni di quelle che magari pensa di dover dare inizialmente. E se ricordo bene, poi entro 90 giorni così si arriva ad una definizione e un'eventuale approvazione da parte del tavolo. E ricordiamo dell'intera filiera, quindi del materiale, sì, per filiera. Di quel caso, chiaramente. Poi il bello è che qualunque azienda poi, no, che si trovi nelle stesse condizioni di produrre questo tipo di sfridi può dire: io attesto che il mio materiale è conforme a quel disciplinare, perché poi il tavolo se ne esce non solo con un'approvazione ma anche con un disciplinare anche magari più esteso di quello che è stato pensato inizialmente, e a quel punto lì chiunque può chiedere appunto l'iscrizione all'elenco sottoprodotti del proprio materiale. Ecco, questo è proprio un invito. Il caso fa scuola, di conseguenza non bisogna riprodurre tutto il processo. È un invito, dicevate che vi sareste aspettati una... Ecco, infatti aderite evidentemente senza troppi timori, perché probabilmente non è il loro compito quello di cattivi, come diceva, sono gli altri. No, allora dobbiamo proprio chiudere. Lucio Litti. Allora, Lucio Litti, docente di chimica fisica del Dipartimento di Chimica dell'Università di Padova. Nei pochi minuti che ci restano, però, insomma, è interessante, chiedo chiudere toccando un materiale che per il momento non è molto oggetto di riciclo, anche se potrebbe, chi lo sa, forse un giorno diventarlo, ma per intanto il problema qui abbiamo un problema a priori, che questo materiale non finisce negli inceneritori, non finisce in discarica, ma per lo più finisce ancora nell'ambiente. Indovinate un po' di cosa si tratta, Litti? Parliamo del tema delle microplastiche. Già. Microplastica è un tema in effetti abbastanza interessante per tanti aspetti che si sono toccati in questo piacevole salotto di questo pomeriggio, perché è uno di quei materiali che intanto di definizione estremamente ampia, per la quale la comunità scientifica, chiamiamola così, si muove e si è mossa in modo estremamente più veloce di quanto non stia facendo l'ente normativo, i vari governi e le agenzie sovranazionali di parte. Solo in questo marzo passato sono uscite delle linee guida da dei gruppi di lavoro in seno alla Comunità Europea su come gestire il monitoraggio, quali sono le tecniche e le linee guida più importanti di questo. E la microplastica cos'è? Per definizione è una piccola plastica più piccola da 5 mm, ma evidentemente trattare il micro nel millimetro nello stesso modo non è lo stesso, no? Voglio dire, ed è anche qualcosa che si produce in grandi quantità. Io penso che più o meno tutti in questo palco, in questa sala, quasi ogni giorno hanno pugni di microplastica in mano, ad esempio quando puliscono i filtri della propria asciugatrice. Si parlava con il professor Carraro della quantità di microplastiche prodotte dal tessile, che è la principale fonte urbana di microplastiche. Ogni volta che puliamo il filtro della nostra asciugatrice, dove lo buttiamo? Nel bidone? Spero non nello scarico. Comunque va in discarica e via. Un pugno a testa ogni giorno di microplastiche rilasciate, come anche quando si puliscono magari i capannoni dalla polvere, eccetera, dove vanno tutte quelle cose. Ecco, il tema è stato individuato, la microplastica è già nella watch list da ormai diverso tempo, presto ci si aspetta che arriverà.
una indicazione di monitoraggio dai reflui sia per consumo umano sia per immissione in ambiente, quindi in fognature e quant'altro. Tema di monitoraggio, insomma, per Tema di cominciare, no? monitoraggio, Di capire come misuriamo le emissioni, diciamo, di microplastica. Esatto. Ci sono degli stimoli a fare della raccolta a questo punto di queste microplastiche un materiale che si può riutilizzare, ad esempio appunto in mescola con altri materiali. Ci sono degli interessi, una volta che si rende necessario stare attenti a questa emissione, potrebbero nascere degli interessanti stimoli, quindi tenersi pronti. Non è affatto escluso, insomma, che affatto, queste direi che non è microplastiche, noi pensiamo che a volte produciamo materiali con quella natura, no, fibrosa, per fare filler di compositi e cose di questo genere, insomma, potrebbe essere, voi nel caso gli date una mano, insomma, nell'università. Volentieri, certamente, siamo a porte aperte. Grazie Ritti, anche devo dire è stato rapidissimo, cosa che ci aiutava molto in questo momento. Io ringrazio tutti gli ospiti di questa tavola rotonda, il pubblico che ci ha ascoltato, e passo la parola a Sergio Ferraris, che credo in pochi minuti sarà, credo sia il mio successore alla moderazione, adesso non mi ricordo chi è. Eccola qua, mi chiedo scusa, ho tirato a indovinare perché l'ho visto stamattina, pensavo. E allora procediamo. Grazie a tutti per intanto.